Siamo tornati in studio, parliamo di politica, diamo il benvenuto e il ben ritornato a Jacopo Berti, candidato alla presidenza della Regione Veneto del Movimento 5 Stelle. Possiamo dirlo, c'è anche lei, non sono in tre, siete in quattro. Siamo assolutamente in quattro, purtroppo voglio mettere la buona fede. Alcuni si sono scordati di noi, ma non voi, e c'è stata una grande focalizzazione in quelli che sono gli altri tre, i tre rappresentanti di quello che è il sistema, che in questo momento è il sistema, che sta cercando di fare massa critica per riuscire a schiacciarci in un angolo. Noi però ovviamente non ci facciamo intimorire da queste misure che cercano di metterci da parte, abbiamo le idee, a differenza loro che bisticciano e fanno grandi litigi per la poltrona, per il punto percentuale, ma senza neanche sapere qual è il motivo per cui si accordano. In questo momento ormai i giochi sono fatti, lo strappo all'interno della Lega Nord è avvenuto, Tosi si è candidato, Zaia è separato da Tosi. Il Movimento 5 Stelle come guarda, c'è anche Alessandra Moretti, come guarda i personaggi che ormai si sono delineati, c'è anche Dipendenza Veneta che deve raccogliere le 12.000 firme, a chi sorride il Movimento 5 Stelle, che è vero, un po' si sono dimenticati di voi, però anche voi avete tenuto un po' un basso profilo, o sbaglio? No, io voglio dire che il basso profilo non c'è stato da parte nostra, anzi abbiamo cercato, e ho cercato io personalmente, di andare il più possibile a andare persona per persona, luogo per luogo, associazione per associazione. Negli scorsi giorni sono stato a Rovigo, sono stato a Belluno, ho avuto delle giornate intensissime, ma il punto qual è? Che noi in maniera magari distaccata guardiamo dall'esterno questo azzuffarsi di questi contendenti dove Tosi corre tra le braccia della Moretti e si scambiano effusioni amorose, mezzo stampa e voi mezzo televisivo. Tra le braccia di Zaia, noi, già in questa sede aveva detto no, che... Assolutamente no, assolutamente no. Noi non corriamo tra le braccia di nessuno che fa parte di questo sistema politico, dove non ci riconosciamo per la gestione degli appalti. Vediamo questi ultimi giorni cosa sanno produrre purtroppo. Noi corriamo... Anzi, noi non corriamo tra le braccia, perché noi siamo normalmente le persone, io per primo, una Siete persona... però un 20% dell'elettorato siamo un 20%. Potenziale, e l'hanno un po' dimenticato? L'hanno decisamente dimenticato, questo è un discorso che io ci tengo particolarmente a fare, soprattutto con chi si dimentica di noi a livello giornalistico. Io dico, tu hai delle persone che ti guardano, bene, ricordati sempre che una persona su cinque è interessata, bene o male, a quello che posso dire io, ma non io come Jacopo, io come rappresentanza delle tue idee. E a me dispiace, non per me, a me possono tranquillamente mettere in disparte, non è la mia persona che ne risente, ma a me dispiace, porca miseria, per queste persone, per questo 20%, per questa persona su 5 che viene messa da parte. Secondo voi la diaspora di Tosi dalla Lega Nord potrà drenare dei voti al vostro bacino di elettori, oppure potrà portarvene? Perché ovviamente c'è una figura in più e la torta può essere suddivisa in più parti rispetto a prima, anche sulla base delle istanze che ciascun candidato sembra voler incarrare. Io più che per bacino di voto, che è corretto in una visione politica, parlo per idee. Io quando vado nel bellunese non vado a dire «Ehi tu quanto vali?» a livello di voto, io vado a dire «Queste sono delle mie idee per risolvere i problemi del bellunese» o «Queste sono delle mie idee per il delta del Po». Cosa possiamo fare? Possiamo sistemare la laguna, tenere la laguna in ordine per aiutare i pescatori? Siamo d'accordo? Però qual è la visione di lungo termine, al di là degli accordi o dei bacini di voti, che sono estremamente sterili e fini a se stessi? Servono appunto per la spartizione della carega, perdonatemi il venetismo, o del soldo. A me serve dare una visione da qui a 10 anni e nel caso specifico da qui a 5.
Cioè, oggi noi stiamo andando a votare per decidere come sarà il Veneto del 2020. Come sarà il Veneto del 2020? Iniziamo su un tema che è caldissimo, il tema della sanità. Già abbiamo sentito riferimento alle campagne elettorali che sono in corso, c'è chi dice che la sanità veneta resta l'eccellenza dell'Italia, dall'altra parte l'avversario del PD che invece elenca una serie di problematiche. E Tosi ovviamente proprio mi pare qualche sera fa in una trasmissione sempre locale ha ribadito che il nuovo ospedale di Padova non si è fatto per responsabilità dell'attuale Presidente. È vera una cosa, al di là delle singole posizioni, che se lei cerca di prenotare una qualsiasi visita che non ha l'urgenza immediata, prima di novembre effettivamente non c'è spazio. L'abbiamo fatto in varie strutture, non solo pubbliche ma anche in quelle private convenzionate che hanno esaurito il budget a disposizione. Allora? A noi devo concordare, purtroppo anche per alcune visite strumentali, quindi degli esami, che hanno le urgenze, purtroppo non si riesce ad evadere queste richieste nei tempi prestabiliti, ma non da Jacopo Berti, ma da Luca Zaia. È stato lui a fare le direttive e poi a non farle rispettare e non permettere che vengano rispettate. Jacopo Berti che cosa può fare con la sua squadra sul tema della sanità? Ha dei programmi e dei progetti? Perché non voglio parlare di quello che fanno o non hanno fatto i precedenti, voglio sapere cosa vorreste fare voi e come pensate di risolvere un dato che mi sembra oggettivo. È un dato oggettivo e mi fa piacere, perché volevo proprio dire, non voglio parlare male degli altri, perché non è carino e sappiamo tutti quali sono i nostri problemi. Abbiamo bisogno di vedere cosa succederà da qui a 5 anni. Abbiamo bisogno di sapere che chi adesso lavora all'interno degli ospedali, parlo per esempio di una categoria come gli infermieri, che è quasi il 50%, persone che la notte quando fanno una guardia non hanno neanche un letto in cui dormire. Quindi persone che vivono questa sanità, è una sanità stressata, appunto i tempi d'attesa ne sono dimostrazione. Noi dobbiamo andare vicino a queste categorie perché per esempio tutte le indennità di servizio non vengono riconosciute per esempio a loro. Questo perché non viene riconosciuto? Perché adesso viene detto mancano i fondi. La coperta è corta. Ma la coperta è molto lunga e molto soffice quando si tratta di costruire il TAV, ma poi vediamo dove vanno a finire questi soldi. Allora i soldi ci sono, si tratta di andare a spenderli meglio e nei luoghi adatti. Io per primo metto al centro la persona, al di là della struttura. Preferisco avere degli infermieri che sono stimolati anche economicamente, oltre che dal punto di vista umano e professionale, e quindi riconoscendo anche professionalmente le loro abilità all'interno delle strutture, piuttosto che costruire una stazione di Vicenza che con annessi costa 5 miliardi di euro. Altri progetti sempre per la sanità? Avrete un quadro, non lo so, sfruttare meglio le risorse del territorio, la collaborazione con il privato? Assolutamente. Sinergizzare l'esistente, che così costa anche meno. Conosciamo bene tutta la parte per l'appunto che si viene a creare tra il privato e il pubblico, ma quello che è importante è che non venga meno la capillarizzazione sul territorio del servizio. Queste strutture accentrate non vanno nella direzione in cui noi crediamo, perché non crediamo nell'accentramento tout court, che sia accentramento, come dicevamo prima, per le infrastrutture di spostamento. Io credo in una rete capillare, per esempio ferroviaria, che riesca a servire con una metropolitana di superficie tutto il territorio veneto, piuttosto che un trenone gigante che mi taglia a metà la pianura e che serve 2 città. A me serve allo stesso modo nella sanità che ci siano dei centri di primo soccorso e quindi il mantenimento dei centri esistenti, magari con un efficientamento, quindi rendendoli più agili e più funzionali a quelli che sono i servizi, e che non diventino, come purtroppo sono adesso, un bacino di utenza per dirigenti e cariche di nomina politica che trovano l'alveo naturale e la sede opportuna per riuscire a cibarsi grandemente. Il nuovo piano sociosanitario regionale, che è stato approvato dopo 16 anni dalla Giunta e dal Consiglio uscente, la trova concorde oppure queste strutture hub and spoke, quindi grandi ospedali e i piccoli centri di medicina del territorio
che poi ospedali non sono, condivide oppure teme che alla fine rimangano solo i grandi ospedali, e visto che appunto ha detto sono stato a Belluno e il territorio lì non è proprio presidiato da un punto di vista sanitario, cioè che quadro ha in mente? Io ho un quadro, parliamo di Belluno e parliamo di un quadro per l'appunto, siamo andati a visitare delle zone proprio lì di ospedali, il mantenimento dell'ospedale della Gordino, quindi dell'Alto Gordino, è estremamente importante perché serve a dare un motivo alle persone per rimanere sul territorio. Io devo dare i servizi, io come istituzione non devo creare profitto. Non devo lavorare col famoso project financing per riuscire a creare un profitto per ripagare chi ha investito su di me. Io devo dare i servizi alla società. La gente paga le tasse per avere servizi, non li sta investendo in qualcosa che crei un profitto. E purtroppo questa logica ha fagocitato gli ultimi 20 anni di Veneto. Vediamo delle strutture incredibilmente grandi a cui purtroppo non si riesce nemmeno ad accedere né ai contratti né alle analisi finanziarie, lo dico qua. Devo dare la pubblicità, torniamo tra un paio di minuti sempre con Jacopo Berti, scusate, Prego. queste sono le caratteristiche della emittenza locale, tra pochissimo, grazie. Siamo tornati in studio con noi Jacopo Berti, candidato alla presidenza della Regione Veneto del Movimento 5 Stelle. Le stavo chiedendo il suo programma per la sanità del Veneto, sanità eccellente, prima in Italia detta del gruppo che sta uscendo dal governo, però le criticità ci sono, basta telefonare per fissare una visita, queste liste d'attesa sono davvero lunghe. Si diceva, lei ha qualche perplessità anche sulle disposizioni del nuovo piano sociosanitario, no? Che rischia di lasciare scoperte delle aree dove il servizio sanitario dovrebbe essere invece capillare, si parlava della montagna. Deve essere garantito, è uno dei pilastri della nostra società. Deve essere garantito e non devono essere abbandonate le persone, perché in questo momento abbiamo delle zone del Veneto che sono abbandonate a se stesse. Parliamo del Bellunese, parliamo del Rodigino, ma parliamo della zona anche di Portogruaro, dove vogliono costruire questo famoso ospedale unico. Ma i cittadini non lo vogliono. E allora ha ragione chi da Venezia indica un punto sulla cartina col dito e dice qua bisogna fare una bella spianata di cemento e tirarci su un altro mega ospedale, perché serve a me o serve alle persone che vivono lì, che non lo vogliono ma hanno bisogno di presidi ospedalieri vicini a loro. Allora io non sono nessuno per decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma io devo ascoltare come istituzione, come persona che ha deciso di entrare all'interno della regione, io devo ascoltare chi vive per esempio a Portogruaro, capire le necessità e andare a porre quei rimedi e quelle soluzioni di cui la gente che vive sul territorio ha bisogno. Lei diceva che da qualche tempo sta girando un po' i comuni del Veneto, come ovviamente i suoi avversari. Che cosa, raccogliendo un po' le richieste, le esigenze del territorio, che cos'è che interessa ai veneti in maniera impellente? Perché abbiamo detto la sanità, ma c'è il lavoro, ci sono le infrastrutture, ci sono tante questioni sul piatto, e è la crisi economica la la sicurezza, non so, mi dica lei che quadro è emerso. Io in questo momento, se posso dare un filo conduttore, certo, un fil rouge agli incontri che sono molto diversi tra di loro, il Veneto è una regione incredibile, perché si passa dal delta del Po alle Dolomiti, al lago di Garda, alle colline, ai Berici, cioè è una regione pazzesca, bellissima. Però il filo conduttore, tutti quanti mi guardano e mi dicono: oh, finalmente uno a posto, uno pulito, uno che non... Poi sarà la loro... Deve ancora iniziare la sua attività, magari. Ma questo non vuol dire che mi sporcherò di fango, perché so. posso rimanere. Però mi dicono: ti prego, basta, falli smettere. Falli smettere. Che perché poi il riferimento giorno... ovviamente non è agli avversari di questo agone, ma di alcuni politici che ogni giorno... Era proprio la classe politica... Mi guardano, ma queste sono parole non mie, sì, quindi non sono io che voglio sparare nel mucchio perché non è mai una cosa simpatica, però uno che magari guarda in me,
magari una soluzione, o magari anche in maniera curiosa per capire, mi guarda e dice: ti prego, basta, porta un po' di trasparenza, un po' di serietà, un po' di coerenza, dai una direzione e tienla in maniera pulita, perché se io lavorassi in un'azienda e andassi nell'azienda e iniziassi a intascarmi i soldi dell'azienda, iniziassi a mettermeli via, ma dopo 2 giorni sono licenziato e non ci lavoro mai più. Sottolineare che non è che tutti hanno intascato, assolutamente, però no, parlo di casi specifici. Ci sono dei casi specifici che però emergono in ogni ambito. Sembra quasi che non ci sia un appalto senza o il dirigente o il politico, il funzionario. Fanno arresti a mazzette di 10 in 10 ormai, cioè, perché purtroppo lo vediamo anche negli scorsi giorni. Per gli sconti di pena. Per gli sconti di pena, io lo dico con un sorriso. E mi dispiace per questo sorriso, perché stiamo normalizzando qualcosa che è completamente anormale. Perché nel mondo lavorativo normale, se arrestano 10 dipendenti di una società con cui noi lavoriamo, A, non ci lavoriamo mai più, B, viene fatta piazza pulita all'interno di quella società. Ma allora perché nel lavoro che tutti noi facciamo normalmente sono cose normali, e quando lo vediamo nella politica, che alla fine è il lavoro di persone che vanno alle istituzioni per gestire la cosa pubblica, è normale? Come abbiamo fatto a sdoganare? Cioè, come hanno fatto, permettetemi di dire, questa classe politica, come ha fatto a sdoganare qualcosa che è la cosa più brutta che ci sia? Perché il rubare i soldi non miei degli altri, intascarmeli, e poi davanti alle televisioni, bello come il sole, dire no, ma io non c'è colpa sua, il gioco dello scaricabarile. Non ce n'è uno che si assuma la responsabilità di dire sì, è colpa mia. È sempre colpa di qualcun altro. E Jacopo Berti come pensa di assumersi le responsabilità verso i veneti, verso le richieste dei veneti? Ci sono 2 livelli per approcciarsi a questo. C'è un livello umano, sociale, la persona, e poi c'è un livello pratico. Bisogna dare anche gli strumenti. Parto dalla parte più importante, secondo me, che è la parte umana. Ci vogliono persone che siano integerrime, che abbiano il coraggio e la coerenza di proseguire un percorso. Noi facciamo una selezione interna, che è anche molto dura, è una selezione... Fate anche delle belle epurazioni, infatti ma queste epurazioni... vi sta copiando. E qualcuno ci sta copiando, ma queste epurazioni, e qua mi preme sottolinearlo, non sono politiche come quelle che abbiamo visto nella Lega Nord, ma sono estremamente pratiche, ovvero tu ti trovi davanti al tuo bel computer a fine mese e devi schiacciare un pulsantino e rimandare indietro circa 15.000 euro che sono già sul tuo conto corrente, ogni mese, e devi restituirli ai cittadini. È dura, è dura farlo ogni mese, devi veramente credere nel cambiamento e devi essere tu per primo che prendi i tuoi soldi, perché sono tuoi in quel momento, e li rimandi indietro. Chi non è in grado di far questo è meglio che se ne vada subito, perché un domani, se no, quando ci saranno degli appalti, magari sarà capace di metterci la zampetta. E io non voglio che si crei questa. Quindi voi avete epurato soltanto gli elementi che non volevano rinunciare allo stipendio? No. Mi risulta anche che avete gentilmente accompagnato alla porta chi non la pensava come la maggioranza. No, questo non è accaduto. Quello che è stato... Dopo vorrei tornare sul piano. Certo, no, infatti, anzi, esatto. Proprio 30 secondi poi torniamo 30 sul secondi. piano. C'era un impegno scritto. Quindi io mi impegno a seguire queste direttive perché è quello che mi hanno chiesto a me chi mi ha votato. Se non rispetto queste, signori, grazie, arrivederci. Come un contratto, insomma. Come un contratto, ma come è giusto che sia, come un contratto lavorativo. Dall'altra parte dicevamo, ci vogliono queste persone con la schiena dritta, che sappiano rispettare un impegno che io ho preso con chi ha deciso di darmi fiducia. Dall'altra parte ci vogliono gli strumenti. Abbiamo un pacchetto anticorruzione, a prima firma del senatore Cappelletti di Vicenza, che è fermo in Senato, non ce lo votano. Bene, non volete votarlo a livello nazionale? Noi prenderemo e lo portiamo dritto in Veneto per creare trasparenza negli appalti e gestione pulita e sicuramente uniforme all'interno della Regione Veneto, in modo che non si vengano più a creare queste commistioni e queste ombre negli appalti e di tutta quella che purtroppo è stata la gestione. E se non sbaglio questo è un punto che è nel programma anche di qualche, se non sbaglio proprio Alessandra Moretti in questa sede nei nostri studi ha parlato proprio di trasparenza e dell'istituzione di una commissione per la trasparenza e l'anticorruzione, quindi avete un punto in comune. Abbiamo punti in comune zero, per un semplice motivo, che Alessandra Moretti parla, a me dispiace perché anche è una bella donna, però purtroppo
ha questo brutto vizio di tutti parlare. parlate però, Però purtroppo ha il brutto vizio di parlare e di non rendersi conto che il PD, quindi il partito di cui lei fa parte, si muove esattamente nella maniera opposta su Roma. Non porta avanti l'anticorruzione, che è ferma da 450 giorni in Senato, è ferma, non la votano. Ha dei condannati in Regione Veneto che prendono il vitalizio marchese. Quindi Senta, e invece, tornando al vostro programma, no? L'autonomia e l'indipendenza, sì. Come vi rapportate a questi due elementi? Autonomia sì, ma come? Un'autonomia che si possa fare costituzionale. L'abbiamo già fatto in Lombardia e adesso tocca al Veneto. A noi piace prima farle le cose e poi parlare. I due referendum che sono sospesi e che sono stati approvati dal Consiglio regionale, bloccati da Roma? Ma bloccati da Roma perché incostituzionali. La nostra riforma invece è costituzionale. Infatti è passata ed è legge della regione Lombardia. E che cosa comporta la vostra autonomia che può essere costituzionale? Comporta la possibilità di poter entrare in gestione diretta, noi come Veneto, di avere la gestione diretta, quindi decidere dove andare a spendere e come spendere, tra i 4 e i 5 miliardi di euro. Soldi che in questo momento fanno un doppio viaggio Veneto-Roma, Veneto, ma decidendo Roma dove noi dobbiamo spenderli. Grazie alla nostra riforma avremo modo di decidere in autonomia come dove andare a spenderli, per esempio nella sanità. La Regione Lombardia ha già questa applicazione? È un referendum che si sono posti di farlo in 180 giorni. La legge è passata a febbraio, a metà febbraio, aspettiamo questi 180 giorni per vedere il referendum. È giusto che i cittadini si esprimano per poter decidere loro se vogliono o meno questa forma di autonomia. Lei diceva allora questi 4 miliardi che potrebbero liberarsi e lì potreste investire nella sanità come? Non costruzione di nuovi ospedali, mantenendo i presidi nel territorio? Sicuramente l'efficientamento è... Eliminare qualche USL? Sì. Però bisogna andare a capire dove e come intervenire. A me piace pensare di non arrivare già con la lista delle cose da fare nel dettaglio. Ci vuole il buon senso di entrare nel meccanismo, toccare con mano e capire dove e come andare a intervenire. È molto facile in campagna elettorale fare l'elenco dei tagli con l'accetta. Bisogna poi andare a toccare con mano e questo è un tema molto importante. Dall'altra parte però questi soldi, è giusto la sanità, che è già molto ricca però, parliamo del 70% sì, circa. L'80% del bilancio regionale, 8 miliardi. 8 miliardi esattamente su 13. Abbiamo le misure per il lavoro. Noi abbiamo impostato con i famosi 15.000 euro che ogni parlamentare ha rimandato indietro. Abbiamo messo 10 milioni di euro in un fondo. Ora questi soldi servono da garanzia per il microcredito. Sono 25.000 euro. Le imprese? Sono 25.000 euro per ogni persona, per ogni imprenditore che voglia o aprire una nuova società o che abbia già una società e abbia bisogno di un credito. Si dice che il Jobs Act già anche nella nostra regione abbia fatto qualche risultato positivo nelle assunzioni. Abbiamo casi di aziende che hanno assunto 30-40 persone. Come la vede? Io parlo con gli imprenditori, e in questo momento quello di cui hanno più bisogno in assoluto è il credito? È sicuramente una forma di credito bancario, è stata una direzione che noi abbiamo preso. Sappiamo bene come ci siano anche molti fondi europei che purtroppo non vengono redistribuiti nella maniera necessaria. Sappiamo che ci sono aziende da 400-500 dipendenti, venete, che cercano di andare in Friuli, non dall'altra parte del mondo. Ma perché? Perché vengono gestiti meglio questi fondi, che sono soldi nostri, che noi mandiamo in Europa e che ci devono tornare indietro. Questa forma di credito e la gestione dei fondi europei, quindi la gestione dei soldi, che sono soldi nostri, deve essere resa facile, non burocratizzata in ogni passaggio. Quello di cui noi abbiamo bisogno è semplificare, è fare le cose più semplici, perché nella burocrazia è lì che si crea il bisogno di molte figure lavorative intendo dire. Se una cosa è complicata... Quindi snellimento anche dell'apparato, dell'organico della regione. L'organico della regione, quando io dico... licenziamenti in vista per Palazzo Balbi e Palazzo Ferrofini. No, non è quello, perché quando io parlo di razionalizzazione parlo del problema che io personalmente
per una proposta di legge di iniziativa popolare che sono andato a presentare in questi giorni, ho dovuto scomodare, mio malgrado, e mi è dispiaciuto doverlo fare, 3 persone. Queste 3 persone, che hanno lavorato molto bene, però non sapevano l'una dell'altra chi faceva cosa e quale era il modulo che io dovevo compilare. Ma non per colpa loro, che erano bravissimi, mi hanno dato una mano incredibile, ma perché non esisteva questo modulo. C'era una visione all'elicottero, quindi qualcuno che coordinava. Poi a un certo punto c'è stata una persona che ha avuto il coraggio e la bravura di prendermi per mano e la pazienza di prendermi per mano e accompagnarmi in questa piccola avventura. Ma a me dispiace per queste persone, perché loro lavorano male, perdono il loro tempo, ma non perché non siano in grado di lavorare bene. No, perché c'è una gestione confusa. C'è una gestione estremamente confusa e questo rallenta tutto mentre il mondo sta andando a una velocità supersonica. Ma questo perché sono le leggi, i provvedimenti che rallentano i meccanismi o perché non c'è chi coordina, cioè nelle aziende private c'è un general manager, c'è un consiglio di amministrazione, c'è tutta una gerarchia per cui la macchina funziona per gradi, lì è perché è un po' lasciato... È la volontà politica, come spesso accade la volontà politica, non è creando la legge del comma dell'articolo 54 che noi snelliamo la macchina, di leggi ne abbiamo, siamo ricchissimi in leggi, siamo il paese al mondo forse più ricco da questo punto di vista, ma questa ricchezza non ci torna poi nelle aziende. Non è pratica. Non è pratica. Però è vero anche che in una semplificazione estrema per le grandi opere l'incarico di commissari ad acta, come si suole dire, ha realizzato sì le grandi opere, ma ora si punta il dito anche su una gestione monopolistica. La gestione monopolistica è ciò che di più lontano è da noi. Però devo differenziare tra quella che è la burocrazia per le piccole imprese e per Jacopo che deve fare delle carte normalmente, e questo è un piano. Dall'altro piano abbiamo ovviamente le grandi opere, ma questa trasparenza negli appalti noi non ce l'abbiamo, noi vediamo cosa succede, sono gli stessi del 1992 di Mani Pulite che in maniera tranquilla continuano a tornare a galla come sugheri, tranquillamente. Cosa vuol dire? Che l'urgenza che viene sempre cercata, cosa crea? Crea questi commissariamenti che in maniera molto diretta vanno senza gara e senza la trasparenza necessaria a creare quelli che sono questi enormi flussi di denaro. Ma allora io dico, abbiamo bisogno di enormi flussi di denaro per enormi opere o abbiamo bisogno di tante piccole opere per fare in modo che tutti noi, come imprenditori, studenti, pensionati, possiamo rimanere sul territorio e godere del territorio? Io devo far lavorare tante imprese. Abbiamo tante imprese edili che chiudono. Io questo lo faccio mettendo a norma tutta la parte della bioedilizia, tutte le energie rinnovabili. Io devo guardare i 5 anni avanti, le tecnologie che verranno, non le tecnologie, un progetto vecchio di 15 anni, di 20 anni che l'Europa ha abbandonato, e parlo dell'alta velocità in questo caso. Io devo guardare dove stanno andando gli altri paesi che in questo momento tracciano la direttiva, ed è lì che l'edilizia riparte, sistemando tutte le nostre bellissime case, ma portandole a regime. Questo è il modo, a mio modo di vedere. Magari agevolando chi fa questi interventi. Assolutamente, dando una mano, perché devono essere... sgravi fiscali, altrimenti... Sono ristrutturazioni, e con tutte queste ristrutturazioni, è un volano positivo. Io do la possibilità al signor Tony di poter sistemare, appunto portare a norma, alzare la classe energetica della propria casa. Quindi io faccio ma deve essere vantaggioso per il signor Tony, che può farlo. In tempi di vacche magre non è che uno... Lui ha un vantaggio, fa lavorare il suo amico che va a installare tutti gli strumenti necessari, e abbiamo rimesso in moto il volano. Io la ascoltavo, lei diceva non ho un programma perché le cose si fanno man mano, e mi è venuta in mente la metodica che voi adottate all'interno del Movimento 5 Stelle, quello della consultazione partecipata. Sì. No? Ecco, in che misura riuscirà a dialogare con i cittadini, con una governance dal basso, per capire quali sono le richieste e come risolverle man mano? Cioè, come sarà possibile aprire questa agorà in Veneto e trarre poi la sintesi? Perché è un bel progetto utopico per certi versi. Per certi versi magari. Io dico quello che abbiamo fatto. Ho detto magari una piccola inesattezza, non è che non c'è un programma,
ed è enorme, 144 pagine, un tomo della Treccani. Magari ce le girate. Molto volentieri. 144 pagine. Ed è estremamente dettagliato. Però questo dettaglio non è un dettaglio chiuso. Per nostra stessa dinamica interna. Sì, non avete abbandonato allora quella metodologia? No, assolutamente. Ci hanno lavorato circa 1000 persone. Circa 1000 persone. È stato un lavoro incredibile. È partito verso agosto circa. Abbiamo già iniziato a lavorarci, ma è un lavoro da anni che prende le tematiche del territorio. E questo viene elaborato, vengono creati dei gruppi di lavoro da tutta la regione. Anzi, chiunque abbia voglia di unirsi è il benvenuto. Porta la propria tematica, viene valutata, viene votata. Abbiamo votato 1 a 1 in tutta la regione ogni singolo punto, è stato condiviso da ogni attivista della regione. Quindi sarà magari un po' utopico, ma noi il nostro metodo ce l'abbiamo e funziona anche molto bene. Io ringrazio Jacopo Berti, non c'è più tempo a disposizione, allora io aspetto le 144 pagine del programma e poi anche noi faremo le nostre osservazioni, noi e voi, e vedremo che cosa ci risponderà. Ringrazio Jacopo Berti, candidato alla presidenza della Regione Veneto del Movimento 5 Stelle, perché oltre a Zaia, Tosi e Alessandra Moretti c'è anche Jacopo Berti. È tutto, noi torniamo domani mattina con 7 in punto, grazie, arrivederci. Grazie.